Fedele partner di entrambe le iniziative, Banca Prealpi San Biagio, istituto di credito cooperativo, da sempre al fianco della rassegna e del territorio. La banca del territorio, la nostra banca delle colline del Conegliano Valdobbiadene, e ci segue da tanti anni, da sempre direi, dandoci così delle opportunità di far crescere la manifestazione e di creare sempre eventi nuovi. Le banche sono nate quando è nata la latteria di Soligo del 1880 e 90, sono nate perché in quei tempi c'erano l'usura. Per combattere l'usura sono nate le banche. Oggi le banche, la banca di credito cooperativo è di supporto al territorio, senza le banche non si può crescere. 67 filiali, oltre 19.000 soci e più di 500 collaboratori. Una banca legata alle famiglie e alle piccole e medie imprese, fondamentale inoltre l'attività di ricerca avanzata dall'istituto a favore dell'economia del territorio. Ci piace ricordare anche come siamo impegnati rispetto alla ricerca scientifica sui temi della viticoltura. Da un lato abbiamo una ricerca sulla flavescenza dorata e parallelamente stiamo lavorando sull'alleggerimento della mobilità all'interno della core zone per fare in modo che turismo e viticoltura siano sempre più sinergiche. Altro tema che stiamo affrontando in maniera scientifica è il cambiamento climatico, con una ricerca che svolgiamo insieme, sempre al Consorzio del Conegliano Valdobbiadene di OCG, insieme all'Università della Cantabria in Spagna, all'ARPAV, con Difesa Treviso, appunto per andare a vedere come il cambiamento climatico potrà impattare le zone del Conegliano Valdobbiadene.